belle, Ivo! E questa? Questa è la colonna sonora dei nostri viaggi, tra paesaggi magnifici e storie incredibili. Pronto? Prontissimo! Via! Ivo Gallo? Dimmi le Marcassà. Sei contento? Contentissimo, soprattutto perché siamo in discesa. Finalmente. Ma dove mi hai portato? Stiamo scendendo lungo il lago di Garda, perché ci troviamo nella stupenda città di Malcesine. È vero, bellissima, bellissima. Storia, cultura, paesaggio, montagna, lago e gastronomia. Non vedo l'ora, ma prima andiamo ad incontrare Sara, ok? Andiamo, via! Guardate che spettacolo, che luce, la bellezza del lago di Garda. Siamo a Malcesine, pensate che nel punto in cui mi trovo io in questo momento siamo a circa 89 metri sul livello del mare, ma il punto più alto del comune è 2218 metri, cioè al vertice di quel grande complesso montuoso che si chiama Baldo. A pochi passi da qua si trova la frazione di Cassone, dove c'è un fiume, pensate, che è considerato il più corto del mondo, con il suo corso lungo solo 175 metri. Ci sono molte teorie sul toponimo Malcesine, forse la più accreditata ci racconta una storia legata alla pietra con cui sono fatte queste case. Male silices, pietra difficile probabilmente da lavorare per costruire un borgo così riconosciuto in tutto il mondo, anche dalla nuova insegna che gli è stata data come borgo più bello d'Italia. Pensate che questa zona è stata abitata già 1500 anni fa. Ci fu una comunità e questo lo si capisce grazie a dei ritrovamenti archeologici datati 1924. Come sappiamo, l'impero di Roma arriva nel nord Italia intorno al 225 a.C., però la prima documentazione che attesta la presenza di un municipio qui a Malcesine è del 49 a.C. Ci fu un periodo tutto sommato di sviluppo in questa zona, grazie anche alla presenza di questa fonte di ricchezza che è il lago. A un certo punto però, come sappiamo, crolla quella parte occidentale dell'impero e arriva il periodo delle incursioni di queste popolazioni euroasiatiche che entrano verso la penisola italiana. Per primi gli Ostrogoti di Teodorico, poi nel 553 gli Alemanni, nel 568 arrivano i Longobardi di Alboino, poi giungono i Franchi ed infine nel 1287 c'è il grande momento perché il governo di quest'area arriva nelle mani dei signori di Verona, gli Scaligeri, e rimangono qui per circa un centinaio di anni, finché nel 1387 vengono sconfitti dai Visconti, i signori di Milano. Venezia arriva sul lago di Garda nel 1405 e si crea la Gardesana dell'Acqua, questa sorta di grande consorzio di paesi e comunità che aggregate insieme
controllano tutta la ricchezza che proveniva sia dalle montagne ma soprattutto da questo grande bacino lacustre. A pochi passi dal luogo dove mi trovo io si trova il castello Scaligero, che nasceva migliaia di anni fa come castrum romano. Adesso è il simbolo di questa meravigliosa città che guarda il Monte Baldo e osserva in silenzio le splendide acque del lago di Garda. Perché si chiamano canzoni minute? Perché sono brevi, piccole, durano circa un minuto e mi servono per condividere con voi tutte le emozioni, gli stati d'animo che i nostri viaggi fanno nascere in me. Oggi ho immaginato di essere qui, nel castello di Malcesine, ma di notte, proprio in questo punto, quando il sole ormai è andato a dormire. Seduto senza tetto, ad aspettar qualcosa dalla luna che stanotte neanche c'è, una sola stella accesa, proprio come quella rabbia che ritrovo in me, senza chiedermi mai perché. Oggi sono sulla strada che mi accompagna da sempre e mi porterà dove tramonta il sole. È l'unico che non tradisce mai. Ma dove ti nasconderai? Se lo scopro vedrai, qui tutto cambierà, cambierà. Abbiamo raggiunto lo splendido castello di Malcesine, simbolo stesso, come dicevo, di questa città. È davvero incantevole questo luogo e Ivo e il sottoscritto abbiamo respirato immediatamente una grande emozione per il paesaggio e per l'atmosfera che si vive passeggiando lungo le mura di questo fortilizio. Come lo vediamo oggi è frutto di anni e anni di sviluppo, di secoli direi, di storie, anche complicate, fatte ovviamente di battaglie, di invasioni. Questa è la struttura sistemata dai signori di Verona tra il XIII e il XIV secolo, appunto Castello Scaligero. C'è una nota particolare che riguarda questo luogo perché nel 1786, pensate, il grande uomo e intellettuale universale Goethe, simbolo dell'intelligenza e della creatività tedesca che aprì a tutta Europa il grande momento del romanticismo, arrivò proprio qua.
compì questo viaggio pazzesco, il famoso viaggio in Italia, tanto che possiamo considerare Goethe come il primo illustre turista del nostro bel paese e soprattutto di Malcesine. Rientrando da Rovereto, passando per Torbole, si imbarcò per raggiungere appunto Malcesine. Quando vide la bellezza di questo luogo decise di fermarsi a riflettere e soprattutto di abbozzare un disegno per portare con sé un ricordo di questa cartolina straordinaria. In quel momento un gendarme della Serenissima Repubblica di Venezia lo avvistò, chiese in maniera incomprensibile alcune informazioni al grande poeta. Tra i due ci fu un'incomprensione. Goethe quella sera venne arrestato accusato di essere una spia austriaca. In realtà l'inghippo si risolse quasi immediatamente il giorno successivo. Lo stesso Goethe decise però di fermarsi un altro giorno a Malcesine perché rapito da tanta bellezza. E quando terminerà il suo viaggio in Italia chiuderà la sua avventura con queste parole: tornerò un uomo nuovo e vivrò per maggiore felicità mia e dei miei cari. Adesso sentiremo le parole della dottoressa Marina, perché all'interno di questo luogo ci sono continue mostre temporanee e ce n'è una davvero molto particolare. La mostra, che si è inaugurata il 22 di aprile, giornata mondiale della Terra, a Malcesine, è Memorie dal futuro. Ho voluto intitolare questa mostra così perché il mio interesse era di creare un ponte tra passato e futuro. Siamo all'interno del castello Scaligero di Malcesine, quindi siamo veramente in una architettura profondamente radicata nel passato. Era importante che l'arte intervenisse con il suo linguaggio, con il linguaggio del nostro tempo. Ecco perché Memorie dal futuro. Ho scelto questi due artisti, Katia Loer, che vediamo alle mie spalle, e Dario Tironi, che vedremo più tardi all'esterno, proprio perché sono due artisti che innanzitutto dialogano con tematiche ambientali molto importanti e che esprimono tutte e due con linguaggi profondamente diversi ma estremamente comunicativi. Parlano dell'ambiente con il linguaggio di oggi. Katia Loer è un'artista di Zurigo, quindi siamo nella Svizzera tedesca, comunque ha un percorso e un tracciato internazionale, vive tra New York e Menorca. Praticamente, se dovessimo definirla, potremmo definirla una videoscultrice. È un artista che scolpisce la luce, perché il video alla fine è esattamente questo. I video che lei ricrea, ad esempio su questi video planets, così si chiamano, videopianeti, sono dei racconti costruiti attraverso il corpo di performers che si muovono su visioni al microscopio del plankton, riproducendo così apparentemente le fluttuazioni del plankton. Cioè noi vediamo corpi di ballerini e ballerine, vediamo corpi di persone che si muovono nello spazio, in questo spazio artificiale creato da questa visione al microscopio, ma l'impressione è quella appunto di vedere effettivamente muoversi del plankton. Perché l'artista riflette sul plankton? Perché il plankton è una galassia di elementi vegetali e animali, degli elementi microscopici che sono la base della catena alimentare degli oceani, nonché producono più ossigeno di tutte le foreste del mondo messe insieme. Da qui l'importanza di proteggere questa forma di vita, che è una vita non meno importante perché è invisibile. Quindi il processo di quest'artista è proprio quello di portare ai nostri occhi e rendere visibile una realtà che esiste ma non è visibile. Dario Tironi è l'altro artista di questa mostra. Il futuro, Memorie dal futuro, il futuro lo costruisce il nostro presente.
Le sculture di Dario Tironi sono degli assemblaggi arditi dei nostri rifiuti. Potremmo definire i nostri rifiuti dei fantafossili, nel senso che sono gli oggetti della nostra tecnologia destinati a un'obsolescenza accelerata, estremamente accelerata, ed è proprio il nostro desiderio compulsivo di avere sempre oggetti nuovi che spinge a produrre questa enorme quantità di rifiuti. L'operazione di Dario Tironi consiste nell'assemblare questi rifiuti e dargli la forma che riprende la statuaria classica. Ecco che il messaggio di questo artista è quello che è in atto una sorta di antropogenesi. I rifiuti stanno lentamente prendendo il nostro posto. La nostra civiltà produce così tante scorie che queste scorie finiranno con il sostituirci. Ovviamente il fatto che alla fine siano depositati nelle forme della statuaria classica fa sì che il messaggio sia positivo, perché le forme classiche sono quelle della cultura, sono le forme della bellezza, e forse è soltanto questo, l'amore per la bellezza e per la cultura, che ci può ancora salvare, perché il futuro che avremo sarà il futuro che stiamo disegnando oggi. Un'operazione molto complessa e sofisticata questa di Dario Tironi, che si esprime attraverso opere diverse. Abbiamo qui in mostra un carrello della spesa pieno di oggetti tecnologici accumulati in modo da creare lo skyline di una città che cresce alimentata da questi nostri rifiuti. Oppure due grandi maschere bianche abbandonate nell'erba che sono costruite con paraurti di automobili e diventano quasi due reperti di fantarcheologia. Sono l'archeologia di una civiltà già scomparsa, che è quella della plastica, che è già scomparsa perché è destinata a scomparire. Una mostra che vi invitiamo a visitare, che sarà aperta qui a Malcesine fino al 29 di ottobre, un tempo lungo, avrà una seconda battuta a Verona, alla Chromia Gallery, con opere ancora di Dario Tironi e Katia Loer. Un invito a riflettere sull'ambiente all'interno di questa meravigliosa cornice che è sopravvissuta a tante cose, contiene la speranza di una sopravvivenza anche nostra in un futuro che sta a noi disegnare. Leli, ora capisco perché si torna a Malcesine. Perché sembra sempre la prima volta, rapiti da questa bellezza. Guarda che splendore, Peraltro a pochi passi davanti a noi c'è la provincia di Brescia, quindi dall'altra parte del lago. A nord c'è la Punta del Lago, che è in provincia di Trento, e quindi è sempre stata Malcesine un luogo importante di comunicazione tra varie comunità. Adesso, se sei d'accordo, raggiungiamo le montagne, cioè il Monte Baldo che domina il lago. Sì, ma con calma, godiamoci ancora questo panorama per un po'. Eravamo lì, Adesso andiamo là, Castello Ululì, Monte Baldo Ululà. Funivia. Funivia, ma a quanto arriveremo? 1800? Bello, forte. Da 90 a 1800 in pochi minuti. Andiamo! Funiviamo, funiviamo, funiviamo!
piacere incontrare maestro Giacomo. Siamo quasi ai 1800 metri di altitudine, alle nostre spalle lo splendore del lago di Garda e noi siamo sul complesso del Monte Baldo, un monte importante dal punto di vista naturalistico, floro-faunistico. Perché è così importante, maestro? Allora, il Monte Baldo è una montagna piccola, circa 390 km quadrati, che è 0,2% di tutto il territorio delle Alpi. Però questo territorio così piccolo ha una grande varietà di ambienti, un clima diverso partendo dal basso fino alla cima più alta. Partiamo dal clima mediterraneo per arrivare quasi al clima artico di tipo alpino, e quindi questo ha dato la possibilità di crescere tante specie di piante. Sì. Pensate che sul Monte Baldo ci sono circa 1952 specie floristiche. Montebaldo però, proprio per la varietà di ambienti e di paesaggi, è importante anche per la fauna, in particolare per la fauna della specie degli uccelli. Ci sono 135 specie di uccelli che o sono stanziali o sono migratori, però permangono tutta la stagione estiva sul Monte Baldo. La famosa l'aquila. Ecco, l'importante, il più importante è sicuramente l'aquila, che era scomparsa nel 1954, poi è ritornata anche perché sono state introdotte le marmotte. Le marmotte sono state introdotte in numero relativo, piccolo, 70 circa, adesso sono più di 3.000. E quindi l'aquila trova cibo in abbondanza. E poi, maestro, ci sono anche dei mammiferi presenti. Ecco, tra i mammiferi abbiamo citato le marmotte, che sono numerose, ma anche il camoscio è stato introdotto più o meno con un numero molto limitato. Si è sviluppato. Adesso si vedono tantissimi camosci. Pensate che in certi momenti sul profilo della montagna si possono vedere 20 camossi che aspettano la notte, quindi è uno spettacolo meraviglioso. E a questo punto bisogna dire che è arrivato anche il lupo. Ecco, non solo è arrivato il lupo, ma abbiamo avuto la presenza occasionale, e ogni tanto ritorna, dell'orso, che ha lasciato, per esempio qui nella riserva integrale vicino a noi, tanti segni sulle piante, graffi dell'orso, e tanti scavi per prendere il cibo delle vespe. Il lupo però è arrivato dalla Lessinia, mentre l'orso arriva dal gruppo del Brenta, qui non deve superare l'Adige, viene direttamente. Invece il lupo ha dovuto superare tutti gli ostacoli per arrivare anche sul Monte Baldo. Ostacoli creati anche dall'uomo, ovviamente. Creati tutti dall'uomo, la ferrovia, eccetera, oltre a un ostacolo naturale che è il fiume Adige. Ma l'uomo è stato bravo a fare i ponti sopra i fiumi, quindi il lupo ha potuto passare. Per chiudere le chiedo un aggettivo per identificare quello che vediamo qua intorno. Cosa direbbe? Questo posto è? Meraviglioso. Grazie maestro, grazie di cuore. ...1790 metri sul Monte Baldo, Baita dei Forti. Qui con me c'è Marco, della famiglia Menotti, che da 60 anni circa è qui. Ora, assieme a tuo fratello Fabrizio, dici perché dobbiamo, la gente deve venire qua. Perché noi offriamo quello che i miei genitori ovviamente mi hanno insegnato, ospitalità a tutta la gente che sale in montagna, sia con la funivia sia a piedi ovviamente, per far camminate, per spaziare qua sopra. E ci siamo un po' concentrati anche su dei piatti chiaramente tradizionali che andremo a vedere, insomma. Infatti, no? spiegaceli perché... Un piatto nostro forte, diciamo, della casa, che è un piatto composto,
è il trittico baldo, denominato trittico baldo, ed è un piatto appunto, come vedete, composto del goulash, carne di goulash, del carne di cervo, del cervo ovviamente, e i funghi misti che non devono mancare in montagna, Mai. accompagnati dalla polenta. La polenta noi la facciamo in due tipi, la mescoliamo, la farina bramata e la farina di storo della Val del Chiese, qui vicino a noi, che dà un senso di rustico maggiore, e in più aggiungiamo un pezzo di formaggio alla piastra per dare un sapore finale. Cuocendolo prende quel attimo di gusto maggiore che dà un rilievo, però allo stesso tempo non nausea. In maniera delicata. In maniera delicata al piatto. E questo trittico lo accompagniamo con un buon vino. Beh, chiaro. È doveroso avere un bicchiere di vino rosso abbastanza corposo, perché il piatto è sostenuto, e io consiglio sempre un vino nostro qui del territorio, della Valpolicella, è un Toar, un vino della Masi, un vino ben robusto di 13 gradi, con gusto di frutta rossa e di sentori di vaniglia sotto, però molto loquace. So che qui avete anche delle camere. Certo. Ah, Abbiamo costruito nel 2020-21, quando hanno rifatto la funivia nuova, la nuova struttura, diciamo, abbiamo approfittato dell'occasione per ristrutturare il piano sotto, che sarebbe il piano base della baita, facendo 6 camere con il bagno, con servizi inerenti, molto di seconda categoria chiaramente, e anche una piccola sauna che potete vedere vista lago, ecco. ah caspita, ma c'è tutto. Per accontentare, insomma, cerchiamo di accontentare, appunto, come dicevo poc'anzi, anche i clienti che vengono a fare le traversate, che partono al mattino presto, per cui pernottano qua e partono al mattino, rientrano la sera, hanno più facilità nel muoversi, e anche la gente che vuole rilassarsi un attimo, perché qui la sera siamo in una pace, in un paradiso. Immagino, infatti... Una vista notevole, ecco. Esatto, dovete venire. Io ringrazio Marco e... Grazie a voi di che essere venuti a dobbiamo trovarci. assaggiare. Aspetto l'ele e cominciamo a mangiare. Adesso Grazie, dovete Marco. assaggiare e darmi voi il vostro parere. Ok. Grazie a tutti, arrivederci e benvenuti sul Baldo. Se venite a trovarci siete sempre ben accetti. Baita dei forti. Grazie. You're the new MC, you got the remix. Keep it on repeat, just let the beat kick. Everywhere you go, you bring the roof down.
out your own sound. So good, so fresh, just the way you like it. Just the way you like it. So good, so fresh. Yeah, you like it, the way you like it. Oh, yeah, you like it, the way you like it now. Yeah, you like it, the way you like it. Oh, so good, so fresh. Get up on your feet. Show me you got soul. Just the way you like it. So good, so fresh. Yeah, you like it, the way you like it. Yeah, you like it. Just the way you like it. The way you like it. So good, so fresh. Get up on your feet, this is a shakedown. Gabriele, intanto grazie per l'esperienza che mi hai regalato, per le emozioni che mi hai permesso di vivere oggi. Siamo negli spazi del Fraglia Vela Malcesine, o della Fraglia Vela femminile, sì. E qui si impara questo sport pazzesco. Io lo chiamo un club, in realtà è un luogo importantissimo non solo in Italia ma in Europa per apprendere l'arte, direi io, della vela. Tu poi hai avuto un percorso agonistico davvero importante e oggi ci hai condotto su questo lago. Per te forse è una sciocchezza, per noi è stata qualcosa di davvero di pulsante, di emozionante. Tutte le nozioni che ci hai regalato, che sono davvero tantissime, non possiamo raccontarle in questo momento, però bisogna provare evidentemente. Intanto ti chiedo come ci si avvicina a questa disciplina e cosa fate voi qua. Noi annualmente, ogni estate, organizziamo dei corsi estivi per bambini. Alla Fraglia siamo specializzati proprio nell'insegnamento ai bambini, perché il percorso della scuola vela ci permette anche poi di attingere e quindi trovare i ragazzini che poi vanno a completare le nostre squadre agonistiche. Dicevo che nel periodo estivo noi organizziamo la scuola dei bambini, prettamente nel periodo estivo perché ovviamente è più caldo, visto lo sport d'acqua, ci si bagna, è più divertente ovviamente con le condizioni di temperatura giusta. Finita la scuola di istruzione partono le settimane di scuola vela, quindi dal primo giorno di vacanza fino all'ultimo di vacanza estiva noi organizziamo questi corsi per bambini di barca vela ma anche di windsurf. Durano una settimana come pacchetto, i ragazzini, i bambini arrivano dalla mattina, possono fermarsi a pranzo e anche nel pomeriggio facciamo delle Vivono una attività, giornata praticamente insieme a voi. una giornata completa imparando tutto sulla barca a vela.
Poi ci sono gli adulti, gli agonisti, gli insegnanti, c'è uno staff pazzesco ed è da vivere e da vedere questo luogo. Ma per te cosa rappresenta la vela? La vela ovviamente è la mia vita, è stato appunto un lungo percorso agonistico che mi ha appassionato, però attualmente mi permette anche insomma di vivere il lago, che è un ambiente unico e probabilmente invidiato da tantissime persone, cioè poter vivere sul lago di Garda, a nord del lago di Garda, con queste condizioni di vento e fare lo sport che piace è sicuramente una fortuna super. Io sono nato qui, non ho dovuto andare a cercarmela questa fortuna. Ce l'avevi in casa e l'hai sfruttata fino in fondo. Esattamente, e non voglio perderla. Poi insomma regattare in una cornice tanto bella come quella che abbiamo imparato a vivere in questo nostro viaggio credo sia molto edificante anche per lo spirito, non solo per il fisico e per la testa. Io, Gabriele, ti ringrazio davvero di cuore. Grazie a voi. Di averci regalato, donato la tua esperienza, l'hai messa a servizio nostro, ma soprattutto di chi ci sta guardando. Grazie. Grazie a tutti. Ecco, adesso sto proprio bene. Davanti a me c'è il lago di Garda, sto osservando la sponda lombarda a pochi chilometri da qua e alle mie spalle c'è un palazzo importantissimo per la città di Malcesine. Questo era un luogo in cui si manifestava l'autorità del lago in qualche modo. Pensate che è stato edificato sui resti di un antico presidio romano, quindi classico. L'aspetto che vediamo oggi è circa del 400, quindi nel tipico stile veneziano gotico, il Palazzo dei Capitani. Per quale motivo? Perché nel 1618 questo edificio viene acquisito dalla città di Verona e quindi indirettamente dalla dominante, la città di Venezia. E da qua si controllavano non solo i traffici commerciali che avvenivano sulle sponde di questo enorme bacino, ma si controllava e si verificava che tutto procedesse secondo le regole commerciali del tempo e c'era il governo della tutela del lago di Garda. Un po' come è accaduto in altri luoghi che abbiamo visitato in questi anni. Mi viene in mente il governatore del Bosco del Montello. Il compito era quello di controllare che le piante non fossero tagliate o non fossero sprecate perché servivano all'arsenale di Venezia. Un po' è quello che succedeva anche qui, solo che i commerci erano completamente diversi. E quindi un pezzo di storia di Malcesine in cui è contenuta una biblioteca molto importante per la città, la biblioteca comunale. Io guadagnerò il sottotetto di questo palazzo dove incontrerò il caro Bovecchio Ivo Gallo e poi continuerà questo nostro viaggio lungo le sponde di questo magnifico Benaco o lago di Garda su cui si adagia la splendida Malcesine. Stai leggendo? Sì. Bene.
Finalmente. Questa biblioteca comunale è inserita in questo contesto meraviglioso. Leggere è ancora più bello. Pensa che si dice che sia una delle biblioteche più belle d'Italia. Proprio anche per il panorama. vede. Senti, andiamo a fare un giro in Vespa lungo la Gardesana? Andiamo? Via, ti seguo. Sono incuriosito ed emozionato perché qui a Cassone, frazione di Malcesine, scorre il fiume più corto del mondo, la Ril. Pensate che pur essendo corto alimentava una centrale idroelettrica, una macina, un frantoio e dava energia anche a questo luogo che serviva per incubare i pesci. Da una strana idea, diciamo controcorrente, di Roberto, una quindicina d'anni fa è nato il Museo del Lago. Questa tua idea per raccontare la vita del lago, perché tutto era collegato all'acqua. Raccontacela. Il museo è nato nella mia testa perché io sono innamorato del mio paese, dei miei posti, della mia gente, e visto che c'era l'occasione di raccontarla, e ho detto, e perché non la raccontiamo in oggetti vissuti e cerchiamo di tramandarli ai nostri figli o chi verrà ancora dopo. Quindi si racconta la vita attraverso gli oggetti. Ma dove li hai trovati questi oggetti? Allora, quando ci siamo detti apriamo il museo, la gente qui era molto scettica perché credeva che spendere così tanti soldi per restaurare l'edificio fossero buttati via o forse si potevano adoperare per fare altre cose. Invece la cittadinanza ha cominciato a portare qui gli oggetti che trovava. Sì, tutti i giorni quando si apriva la porta, magari c'era qualcuno che aspettava che si aprisse la porta con qualcosa in mano, oppure ti diceva, Roberto, se vuoi io avrei quella cosa là. Io non ascoltavo neanche cosa era, gli dicevo porta subito, porta. E allora porta oggi, porta domani, abbiamo riempito che adesso la gente dice devi allargarlo perché non ci sta più niente, invece ce ne sta ancora di roba perché basta metterla vicina. Roberto è da 40 anni, ormai è il guardiano della città, giusto? È da 40 anni che opera attivamente. Volevo chiederti una cosa, perché arrivando qui abbiamo visto una statua.
Allora, l'assessore che c'era al tempo di questa statua ha ordinato delle statue per Malcesine, statue molto belle, la signora, la scultrice, la Garanero, era una signora spagnola, e gli ho detto, ma non ce n'è una per caso anche per me da mettere a cassone? E mi ha guardato e mi ha detto, ma guarda che costa? Sì, dico, ma se costa per cassone costa anche per Malcesine. E allora mi ha detto, vabbè, scegli quella che vuoi. E io ho scelto questa ragazza che è uscita dall'acqua e si sta asciugando, chiamata la Bagnante. Come avete capito, traspare l'amore di Roberto per la sua terra e anche la voglia di trasmetterla a chi verrà. Noi ringraziamo Roberto, io raggiungo il mio compagno di viaggio Lele che mi sta anticipando degustando ciò che il lago offre. Grazie Roberto. Grazie a voi, grazie a te, e sono veramente contento che siate venuti a trovarmi. Bene. Questo è uno dei momenti che mi piace di più nei nostri viaggi. Siamo in un posto davvero meraviglioso che è Malcesine e ho la fortuna di incontrare con i piedi sotto la tavola Lorenzo, che è il gestore della trattoria da Nonna Pina. Intanto grazie dell'ospitalità, Grazie Lorenzo. a voi, grazie. Voi siete nel cuore di questo borgo bellissimo, lavorate con la ristorazione da tantissimo tempo. Cos'è accaduto? Io ho avuto la fortuna che mia nonna 60 anni fa si è spostata dalla zona bresciana arrivando sul lago di Garda, e era appunto l'inizio del turismo sul lago di Garda, e lei ha deciso di buttarsi in questo mondo specializzandosi sulla selvaggina e sul pesce pescato. Quindi da sempre abbiamo lavorato in questo mondo cercando di ricoprire i piatti della tradizione che toccano le 3 province, perché pochi sanno che il lago di Garda è diviso tra 3 province: Trentino a nord, Lombardia ad ovest, Veneto ad est, tra Brescia, Verona e Trentino. Abbiamo la fortuna di produrre comunque olio d'oliva, che è un'eccellenza in tutto il mondo. È una variante autoctona che si chiama Casaliva ed è presente solo sul lago di Garda, e questo prodotto aiuta indubbiamente a preparare delle belle ricette, quindi si abbina bene alle verdure e al pesce, perché come si sa il pesce, se non è industriale, non può essere sempre recepito, può essere sempre trovato, e quindi cambia di volta in volta a seconda di cosa il pescatore ti può proporre. E questa volta non mi ricordo bene cosa abbiamo messo dentro, Cristian. In questo maccheroncino con ragù di lago abbiamo la trota, il carpione e il persico. Che sono anche i pesci che abbiamo su questo vassoio. No, oggi è arrivato un altro tipo di pesce, perché in base anche al meteo così abbiamo il carpione, il salmerino e le trote. Quindi come lo prepari il piatto? Allora praticamente facciamo un soffritto con la cipolla rossa per dargli un po' di dolcezza, la zucchina e la carota, facciamo un po' tostare in padella e poi mettiamo il pesce che è stato pulito, spinato e tagliato a cubetti, poi messo in padella, fatto rosolare, sfumato con del vino bianco, questo, e poi allungato con un po' di acqua per farlo cuocere, mezz'oretta, 40 minuti. E il profumo è eccezionale. Grazie. Lorenzo, si sta bene a Malcesine? Qualità, un bel posticino tranquillo, bella aria, acqua pulita, qualche turista a volte antipatico, ma nel complesso è un bel posto. Grazie. Io ragazzi assaggio, ripetiamo, maccheroncini al ragù di lago. Lo facciamo un brindisi? Salute. A Cristian, Lorenzo e a Malcesine, a mamma Rebecca, vai. Alla trattoria da Nonna Pina. Evviva! Evviva!
grande gioia ho scoperto che alcuni di voi hanno cominciato ad abbracciare gli alberi e sono sicuro che per loro sia stata un'esperienza arricchente. Oggi Ivo incontra l'ulivo. Questo amico sempreverde ha sicuramente più di 300 anni. L'ulivo è una pianta millenaria. Le sue radici non sono molto profonde. Si dice che debbano sentire il suono delle campane. Dall'antichità è sempre stato considerato il simbolo della pace. Per i cristiani la colomba portò a Noè un rametto di ulivo, a testimonianza che le acque si stavano ritirando e quindi che avrebbe regnato di nuovo la pace sulla terra. Per i romani fu Ercole che portò l'ulivo dai confini del mondo e Minerva insegnò agli uomini l'arte della coltivazione e dell'olio. Tra l'altro sulle vecchie 100 lire c'è proprio Minerva con una pianta di olivo. Omero fa scolpire ad Ulisse proprio sul tronco di un ulivo il letto nuziale. Poi costruì intorno la casa. L'ulivo compare in molti miti anche per i greci. Pensate che sul Partenone c'è scolpita proprio l'origine del primo ulivo, nato dalla contesa tra Poseidone e Atena. Zeus scelse proprio il dono che Atena fece agli uomini, l'ulivo, e disse, se ricordo bene le parole, tu donasti agli uomini l'ulivo e con esso hai donato luce, alimento e un simbolo eterno di pace. Tra l'altro compare anche nello stemma della nostra Repubblica, il ramo di ulivo proprio a simboleggiare la pace. Pace, pace, pace. Quella pace che io ora voglio percepire abbracciandolo. Perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. Ringrazio Luigi per questa emozione che mi sta facendo provare. Abbiamo attraversato questa salita lungo il sentiero, siamo arrivati in questo canyon, si può definire canyon? Canyon. Dove siamo, Luigi, qua? Siamo sopra il piccolo paese, la frazione di Cassone, che fa parte del comune di Malcesine. Siamo a 3/4 d'ora a piedi dalla riva del lago di Garda e ci siamo inerpicati lungo le pendici del Monte Baldo. Devo dire che qua c'è questa bellezza naturale che è il balot Taccavia. Vuol dire palla appesa, tipo, no? Esatto, di roccia. esatto. Evidentemente con la glaciazione è successo qualcosa, immagino. Sì, milioni di anni fa, durante la glaciazione, questa massa di montagne che si muovevano e che hanno creato, tra l'altro, con i ghiacciai e anche il lago di Garda, hanno fatto sì che in questa gola, in questo canyon, si incastrasse questo enorme masso. Che è rimasto appeso. È rimasto appeso, è rimasto incastrato lì. È davvero bellissimo. Qual è la
a grandi linee la flora e la fauna di questo luogo? Perché qui c'è un clima particolare, vero? È particolarissimo perché appunto siamo sulle rive del lago di Garda, quindi abbiamo un clima mediterraneo con gli ulivi. Vediamo qua attorniati dalle felci e anche da una vegetazione prealpina, quasi alpina. Tra l'altro una piccola particolarità che non ho detto prima niente, nel fiume Aril c'è la fioritura di un ranuncolo alpino protetto che normalmente fiorisce nel mese di agosto e che è preservato logicamente. Io Luigi ti ringrazio. Niente, grazie a voi. Adesso io e Ivo ammireremo ancora la bellezza di questi luoghi che ci hanno catturato l'animo, i pensieri. E viva il Monte Baldo, e viva il lago di Garda, e viva Malcesine. Grazie mille. Oh, attenzione qua. No, mamma mia, oh, che posto. Sì, attento. Scivoli. C'era anche un po' di arietta, no? Sì. Perché mi diceva Luigi che qua la temperatura è uguale l'estate e l'inverno, Infatti, pazzesco. sappiamoci. E l'acqua è sempre 8-9 gradi. Sì, fare queste fatiche ne vale la pena. Sì. Sì. Adesso dove andiamo noi? Scendiamo. Sì, tanto ringraziamo Andrea che ha fatto 2 sopralluoghi per portarci in questo posto. moto e poi ci ha portato in macchina. In macchina e poi a piedi. Sì. E poi ringraziamo anche Dario che abita molto vicino a questo canyon e conosce perfettamente tutti i luoghi. Quindi, È il guardiano della montagna. Esatto, grazie a loro abbiamo scoperto il Balot Tagavia. Via. Andiamo verso il lago. Andiamo via. Via. Tacca via. Balot. Via. Balot. Via. Tacca via. Ivo Gallo! Dimmi Lele Marchessa! Sei contento? Contentissimo! È stato un viaggio davvero bellissimo. Questo è il paesaggio che ci ha accompagnato in questi giorni e devo dire che è davvero una perla, come dicono. Confermo. Malcesine è bellissima. Mi piaceva lasciare il nostro percorso e lasciare tutti voi con delle parole di Goethe, che è stato il primo turista, come già dicemmo, di questa località bellissima. E diceva: la lentezza del viaggio era propizia alla vista e all'osservazione di tutti quei bei particolari. E stavamo già oltrepassando Malcesine quando il vento cambiò brutalmente e soffiò nella direzione normalmente tenuta di giorno, cioè verso nord. I remi servivano a poco contro la violenza delle acque. Dovemmo perciò approdare nel porto di Malcesine, prima località veneziana sulla sponda orientale del lago. Finisce questa avventura da Ivo Gallo, Ma soprattutto da Lele Marchessa. Se vorrete, ci vedremo ancora la prossima settimana. Ciao a tutti e grazie. Tutti a Malcesine a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re di ciarlatani, i veri tutti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore e il cuore farà 3000 capri.